spettrometro all'infrarosso con trasformata di Fourier, che è accoppiato con la microscopia ottica. Quindi questo ci permette di fare che cosa? Di avere un microscopio ottico dove poter vedere le particelle e però su quelle stesse particelle poi effettuare la raccolta dello spettro in IR e quindi avere poi la loro identificazione. Questo strumento è stato e viene utilizzato per l'analisi delle microplastiche perché appunto coniuga la possibilità di fare un'analisi quantitativa attraverso una conta microscopica e allo stesso tempo, tramite poi il software che viene utilizzato, che ha questo strumento, di identificare per tutte le particelle il loro spettro, che non significa che tutte le particelle che sono presenti sul supporto, che è un filtro che noi andiamo a mettere sotto appunto l'obiettivo, in questo caso un obiettivo fisso di un microscopio, siano microplastiche, sono particelle che appartengono al microliter. Quindi all'interno del microliter noi troviamo le microplastiche, troviamo gli additivi, troviamo i plasticizzanti, troviamo anche tutte le fibre naturali, sintetiche e non plastiche. Ad esempio il rayon è una fibra sintetica che però deriva dalla cellulosa, non è plastica ma fa parte del microliter ed è comunque come dire, un'emergenza ambientale perché può frantumarsi in pezzettini molto piccoli, si trova generalmente anche nell'ordine dei 20 micron, e questo micrometri, anzi, questo significa che può essere ingerita poi dagli organismi. Nel momento in cui viene ingerita dagli organismi può entrare nella rete trofica e quindi diventare poi anche un fattore di rischio per la salute umana, perché noi molto spesso di quei microorganismi ci nutriamo. Questo è il software che utilizziamo per lo strumento. Che cosa, l'analisi avviene in questo modo: attraverso appunto l'oculare del microscopio selezioniamo quello che viene chiamato mosaico, cioè un rettangolo di dimensioni definite che noi abbiamo definito campo conta. Perché? Perché all'interno di questo campo, come potete vedere, possono essere selezionate attraverso questo che è l'istogramma dell'immagine diverse particelle. Le particelle sono quelle nei rettangolini gialli che, come potete vedere attraverso l'immagine, sono state appunto selezionate, sono di diverse dimensioni. Quindi che cosa significa? Che per ogni rettangolo giallo verranno raccolti una serie di scansioni spettrali che ci daranno uno spettro di quello che è il materiale di cui è composta la particella. Ovviamente noi pensiamo, oh guarda, sono tutte microplastiche. In realtà all'interno appunto di queste particelle troviamo additivi, plastificanti, troviamo fibre sintetiche, troviamo la cellulosa, ma troviamo anche le nostre microplastiche. In questo caso noi ci siamo concentrati su quelle che noi chiamiamo small microplastic, cioè le microplastiche al di sotto dei 100 micron, proprio per il discorso che facevo prima riguardante il rayon. Cioè tutto quello che è al di sotto dei 100 micron può essere scambiato come fonte di cibo. Perché? Perché gli organismi invertebrati, quindi posso pensare ai molluschi come ai crostacei, mangiano le particelle in relazione al loro apparato boccale. Quindi è molto difficile che una plastica o una microplastica che abbia dimensioni di 500 micron possa essere mangiata da una cozza, mentre è molto più semplice che 50 micron, cioè la dimensione dei 50 micrometri, possa invece essere filtrata o addirittura meno. Però che cosa succede? Che gli organismi filtratori possono già loro stessi essere accumulatori. In più questo amplifica la concentrazione all'interno della rete trofica, diventando quindi un rischio importante per la salute umana, con fenomeni di biomagnificazione. Però a livello di tossicità non abbiamo ancora certezze riguardo le microplastiche, quindi questo è tutto un campo da esplorare, come è un campo da esplorare l'eventuale traslocazione di queste particelle così piccole sia all'interno dell'organismo inteso come biota, quindi mollusco, cozza, ma sia all'interno dell'essere umano. Quindi significa che, ad esempio, se noi ingeriamo le particelle, quindi passano attraverso lo stomaco,
passano attraverso l'intestino, quindi potrebbero essere escrete, però potrebbero essere anche traslocate già in questi passaggi a altri organi interni. Quindi questo è tutto un campo da esplorare. È chiaro che per far questo noi dobbiamo avere la certezza di quello che c'è in ambiente, perché l'ambiente è dove noi viviamo e quindi andare a esplorare e quindi a quantificare e identificare quello che può esserci in un'acqua marina, in un'acqua fluviale o nei sedimenti o appunto negli organismi ci permette di valutare attentamente il rischio per l'uomo. Pochi sono gli studi riguardanti sia la tossicità sia, molto importanti, i percorsi dal momento in cui vengono originate, quindi le loro fonti di origine. Purtroppo le plastiche molto spesso sono ubiquitarie, nel senso che i polimeri vengono utilizzati per diversi usi e quindi stabilire un'origine è difficile perché non si parla di un'origine puntuale ma di un'origine diffusa e questo può creare delle sinergie per quanto riguarda i percorsi in ambiente e questo ovviamente si riflette poi sulla loro tossicità e sul rischio per l'uomo. Inoltre, altra cosa molto importante, le microplastiche in quanto tali sono vettori sia di patogeni ma anche di altri inquinanti. Li chiamiamo inquinanti, in realtà possono essere additivi che vengono aggiunti per ottenere delle specifiche tecniche del materiale, ad esempio elementi in traccia, ma anche composti organici che possono essere o assorbiti o sulla superficie, perché appunto provengono dall'ambiente, quindi le microplastiche sono vettori, ma potrebbero essere invece delle caratteristiche importanti perché danno una plasticità, un determinato tratto al polimero e quindi questo è tutto da studiare. È chiaro che è importante anche quantificarle in maniera corretta. Quindi quando dico quantificare, ad esempio, è importante effettuare una conta microscopica che è codificata, perché viene utilizzata per la conta batterica, per le conte di spore, per le conte di fitoplancton, cioè per le conte sia di organismi. E questo perché? Perché quantificare in maniera corretta significa poi avere una precisa idea di quello che è il problema ambientale. Allora, la situazione in Laguna di Venezia è molto interessante da un punto di vista di ricerca, proprio perché ci siamo resi conto che ci sono moltissimi polimeri presenti nelle acque della laguna e ovviamente i sedimenti, come per altri contaminanti, diventano un sink delle nostre microplastiche, ma diventano anche poi una fonte, perché nel momento in cui vengono risospesi tutto quello che è all'interno dei sedimenti può essere appunto riportato in colonna d'acqua. Che cosa succede alle microplastiche? Le microplastiche, parliamo di polimeri che vanno dal polietilene fino ai polimeri fluorurati, quindi per intenderci il classico Teflon che noi pensiamo nelle padelle antiaderenti, esatto. Ebbene, lo troviamo anche quello in laguna, però in realtà i polimeri fluorurati hanno delle applicazioni a livello meccanico e industriale molto importanti perché hanno sostituito ad esempio tutto quello che era le parti in metallo che potevano essere usurate fortemente dalla corrosione, mentre invece i polimeri fluorurati sono resistenti alla corrosione, oppure hanno delle applicazioni mediche. Quindi è chiaro che però nell'utilizzo possono creare frammenti. Questi frammenti possono essere più o meno grandi, finire in ambiente perché possono essere appunto portati dalle acque naturali fino in laguna e è vero che possono essere più o meno grandi. Quando parlo di più o meno grandi potrebbero anche avere i 5 mm o di dimensione, ma una volta che arrivano nella laguna che cosa succede? Che sotto l'azione del moto ondoso, appunto della luce solare, si possono ulteriormente frammentare, quindi dare origine a frammenti che sono al di sotto dei 100 micrometri. E questo che cosa comporta? Che dalla colonna d'acqua, in relazione alla loro densità, possono più o meno sedimentare e quindi una volta che sedimentano è chiaro che il nostro sedimento è un archivio storico di tutto quello che
riguarda le microplastiche, però appunto la risospensione diventa importante e quindi bisogna valutare sempre quello che c'è in acqua ma anche nei sedimenti per avere un'idea effettiva di quello che è la contaminazione a livello